È un Veneto resiliente che guarda al futuro, quello pronto a vivere i giorni di Ferragosto con la tradizionale pausa estiva di molte aziende. A fotografare la situazione economica, l'indagine Veneto Congiuntura relativa al secondo trimestre 2026, realizzata da Unioncamere del Veneto su un campione di circa 2200 imprese con almeno 10 addetti, cui fa riferimento un'occupazione complessiva di oltre 99.000 addetti. La produzione industriale nella regione è in crescita del più 1,2% su base congiunturale e del 3,3% su base annua. A fare da traino sono i comparti ad alta intensità tecnologica come le macchine elettriche ed elettroniche, la gomma plastica e i mezzi di trasporto. Seguono il legno e mobile, l'alimentare e bevande e i metalli e prodotti in metallo. In condizioni di sostanziale stasi settori come il tessile e abbigliamento e il comparto marmo, vetro e ceramica. Fatturato in crescita del 2,7%, ordini sia sul mercato interno che su quello estero fanno guardare i prossimi 6 mesi con un clima di fiducia, nonostante il contesto internazionale resti denso di incognite.